Ci racconta il biografo Ascanio Condivi, che praticamente scrisse sotto dettatura di Michelangelo, che c'era stato un momento della sua lunga vita in cui aveva progettato di trasferirsi, dice il biografo, in quel di Genova. Non sappiamo esattamente dove, ma sarebbe stata una fuga da Roma, dove Paolo III lo voleva costringere ad affrescare il giudizio universale contro la sua volontà, per potersi dedicare tranquillamente sotto la protezione dei fedeli della Rovere al monumento a Giulio II della Rovere, che era rimasto incompiuto e che sarebbe rimasto incompiuto per altri 30 anni. Il suo sogno era quello di abitare in un luogo tranquillo tra le cave di marmo e la spiaggia, da dove avrebbe potuto inviare le statue finite per via mare e via fiume fino a Roma. Un sogno che non si realizzò perché naturalmente Paolo III impiegò tutta la sua autorità per bloccare a Roma l'artista e da lì la sua carriera straordinaria, il giudizio universale, la cupola di San Pietro, il Campidoglio e tanto altro. Però il sogno genovese ci sembra uno spunto da valorizzare per, come dire, fare di questa mostra anche l'occasione di risarcire un incontro mancato tra Michelangelo e Genova. Un altro punto di contatto di Michelangelo con una possibile committenza genovese era la deliberazione, che pare fosse stata assunta dal Senato della città, di dedicare ad Andrea Doria, intorno al 1528-29, una statua in bronzo, e per questo erano stati fatti dei passi verso Michelangelo. Ma lui era impegnato nelle difese della città di Firenze, che stava per subire l'assedio degli imperiali e delle truppe pontificie, e non poté dedicarsi a questa commissione.